Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Come mai siamo qui oggi? Perché oggi è la seconda notte di un progetto che si chiama Sherazad, la mia vita appesa ad una storia, ed è un progetto che coinvolge direttamente i cittadini in un laboratorio teatrale al Teatro Goldoni, che oggi si trasforma nella seconda performance, nella seconda notte. Nel pensare questa seconda notte ho voluto pensare al carnevale, perché credo che sia stato anche un po' macchinoso arrivare qui oggi, perché è carnevale, quindi la città è nel pieno della festa. E molto spesso mentre cammino in giro per le calli sento dire che siamo un po' prigionieri, un po' in gabbia. Quindi oggi chiedo a voi che siete forse cittadini per un giorno o forse cittadini per una vita di partecipare con noi a questa performance. E come vedete Daniela ci dà le card per entrare nella stanza, quindi ve ne do una a testa, vi permetterà di entrare. Attente bambine perché il sultano vi sente. Avete tutti la card, la signora se no non si entra. Noi siamo uccelli in gabbia. Che bella la nostra gabbietta dorata. Abbiamo tutto quello che ci serve. Acqua, cibo. E ci possiamo pavoneggiare con chi passa e ci guarda. Ci sentiamo un po' soli in questa gabbia. Ma in fondo, la solitudine. È il giusto prezzo da pagare? Per tutta questa bellezza. Noi cantiamo così forte da non sentire le voci degli altri. Questa sera di carnevale vi abbiamo invitato qui per cercare un po' di riposo dal nostro canto. Le nostre storie si aggrovigliano su loro stesse, Come un gomitolo di canali che non si scioglie mai. Questa notte salvateci la vita. e leggete per noi. Thomas si diceva: fare l'amore con una donna e dormire con una donna sono passioni non solo diverse ma quasi opposte. L'amore non si manifesta con il desiderio di fare l'amore, desiderio che si applica a una quantità infinita di donne, ma col desiderio di dormire insieme, desiderio che si applica a un'unica donna. Felice Benuzzi torna con il treno dopo anni di prigionia in Africa. Le Alpi, pareva dicessero, lavorate in concordia il vostro suolo, dimenticate e pensate al domani. Noi siamo testimoni dell'Eterno. A ogni passo del suo cammino Siddhartha imparava qualcosa di nuovo, poiché il mondo era trasformato e il suo cuore ammaliato. Vedeva il sole sorgere sopra i monti boscosi e tramontare oltre le lontane spiagge popolate di palme. Di notte vedeva ordinarsi in cielo le stelle e la falce della luna galleggiare come una nave nell'azzurro. Grazie a te.
Attorcigliato di cavaliere, non sarò mai più qualcosa di troppo. Grazie a te, catastrofe di una principessina, non sono più quel niente di niente. Adesso sono anch'io finalmente qualcosa, adesso sono anch'io finalmente qualcosa. Siccome tuttavia quella bottiglia non portava scritto veleno, Alice ne rischiò l'assaggio e poiché era buonissimo la mandò giù d'un fiato. Che strana impressione, disse Alice, si direbbe che io rientri in me stessa come un telescopio. Ed era vero. Non misurava più che 25 centimetri di altezza ed il suo viso si illuminò al pensiero che aveva ora la statura atta a valicare la porta del meraviglioso giardino. Nilufare inserì la spina del grammofono, estrasse un piccolo disco dalla tasca sotto il coperchio della scatola, lo sistemò sul piatto ed abbassò la puntina. La musica partì. Ti scriverò su un petalo il messaggio, usando il mio più dolce linguaggio. Tu sei il sultano del mio cuore, il sultano del mio cuore. E anche questa notte Ci siamo salvati la vita.